felice di come si sta svolgendo la gara, soprattutto perché ho sentito i ragazzi motivati, felici. Oggi hanno svolto la prova progettuale, ho sentito che era una prova all'altezza delle loro aspettative. La cosa che mi ha soddisfatto di più in questi giorni è vedere i loro sorrisi, vedere che ieri sera con l'inaugurazione hanno socializzato, stanno già progettando degli scambi fra scuole e vedere che il territorio ha risposto e ama il nostro istituto e desidera progettare dei percorsi significativi per i nostri ragazzi al fine di valorizzare il nostro patrimonio culturale e enogastronomico. Questa per me è la soddisfazione più grande. Un ringraziamento ai miei collaboratori, stretti collaboratori, al mio staff di presidenza. Non ho ancora avuto modo di ringraziarli: Stefano Trizzino, Andolfato Domenico e Cataruzza Alfonso. Uno staff maschile con una dirigente femminile, direi una squadra che non si cambia.